Bene, eccoci qui. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio e benvenuti a questo secondo appuntamento con gli Open Day digitali di ITS Academy Turismo Veneto. Io sono Giulia Forti, sono la referente per l'orientamento di ITS Turismo e oggi in questa mezz'oretta non sarò sola, ma come vedete ci sono con me due ragazzi, due nostri diplomati. Jessica Placa, diplomata del corso Spa and Wellness di Abano, e Simone Amendola, invece diplomato al corso Hospitality della sede di Bardolino. Quindi in questi mezz'oretta, 30 minuti circa che passeremo insieme, io vi illustrerò brevemente quella che è la nostra offerta formativa, ma soprattutto lascerò la parola ai ragazzi perché vi possano raccontare la propria testimonianza, la propria esperienza sia all'interno di ITS e sia poi fuori dalla porta della nostra Academy con le loro opportunità, le loro esperienze di lavoro attuali. Io direi di partire subito. Vi dico già che seguirò e vi mostrerò, come vedete già in sovraimpressione, insomma, il nostro sito itsturismo.it. Le informazioni che vi darò adesso brevemente le trovate in forma molto più ricca, articolata e approfondita sul nostro sito, che quindi vi invito a visitare, ma poi vi darò anche altri strumenti, altre indicazioni per rimanere in contatto con noi e quindi con altre modalità di orientamento attraverso le quali potrete approfondire meglio i contenuti dei corsi che io ora vi racconterò e vi illustrerò in una forma un po' rapida, accarrellata, proprio per i tempi che abbiamo a disposizione e per non rubare troppo spazio ai ragazzi che gentilmente ci concedono oggi il loro tempo. Quindi vi racconto rapidamente, ma se siete qui immagino che lo sappiate un pochino già cosa sono gli ITS, quindi questi percorsi di istituti tecnologici superiori di alta formazione post diploma che fanno parte della formazione terziaria, quindi accanto alle università e alle accademie esistono in Italia circa 150 ITS che si occupano di aree tecnologiche tra le più varie. Noi ovviamente ci occupiamo di turismo, ma ci occupiamo anche di eventi e di beni culturali, di cultura in genere. I corsi ITS hanno la caratteristica rispetto anche al sistema universitario di essere molto ancorati al mondo del lavoro, delle aziende e delle imprese già a partire dall'aula, perché le lezioni sono tenute in gran parte da professionisti del settore, quindi da aziende, formatori, consulenti, titolari di realtà imprenditoriali, quindi imprenditori nel settore del turismo, del digitale, del marketing, della comunicazione, e quindi già questo vi fa capire il valore di questo tipo di formazione, quello di essere in costante contatto con coloro che operano tutti i giorni in questi ambiti e che quindi vi trasmettono delle competenze aggiornate e concrete rispetto all'operatività nel settore del turismo e degli eventi della cultura. Sono corsi che hanno una durata biennale e costituiti da una parte di formazione in aula con gli esperti e da una parte invece di stage aziendale, dove si concretizza poi effettivamente il contatto con l'azienda, perché tutto quello che si è appreso nella prima parte dell'anno, tra ottobre e marzo indicativamente, che si svolge in aula, lo si mette poi in pratica nello stage che si svolge invece nel periodo primaverile. Quindi 400 ore di esperienza aziendale nel primo anno, circa 10 settimane, una pausa estiva che i corsisti gestiscono autonomamente e molto spesso rimangono a collaborare, magari ve lo diranno anche i ragazzi, se è capitato anche a loro, con l'azienda in cui hanno svolto lo stage, poi si rientra in aula nell'ottobre del secondo anno, si svolge uno schema assolutamente identico, quindi lezioni in aula con i professionisti, stage in azienda e poi un esame di Stato che vi permette di acquisire il titolo di tecnico superiore che corrisponde al quinto livello nello European Qualification Framework, quindi un diploma che è valido e riconosciuto a livello internazionale, a livello europeo. E le esperienze ovviamente sono moltissime perché le lezioni d'aula di cui vi sto parlando non sono soltanto meramente lezioni frontali o lezioni teoriche, ma si faranno, ve lo racconteranno anche i ragazzi, viaggi studio, visite alle aziende, visite alle fiere di settore, quindi una serie di altre esperienze outdoor che potete anche seguire se ci seguite sulla nostra pagina Instagram, dove seguite proprio giornalmente le esperienze e le attività dei nostri ragazzi. Guarda, non ultima, la trovate un po' qui raccontata in alcuni dei nostri ultimi post, l'esperienza dei ragazzi
del corso di Belluno, che sono stati diventati tedofori, quindi hanno portato anche la fiamma olimpica, che adesso sono anche in stage in azienda, a Cortina, proprio nell'ambito delle Olimpiadi invernali. Insomma, seguiteci, vi invito a seguirci proprio su questa pagina, perché qui troverete proprio anche un racconto di tutto quello che avviene in aula e soprattutto fuori dall'aula. Lo stage poi del secondo anno, lo racconto brevemente, si può svolgere anche all'estero. Anche noi aderiamo al programma Erasmus, al pari delle università. Chiaramente non si andrà all'estero a studiare, ma a fare proprio un'esperienza di lavoro in azienda. Quindi anche questa è una grande opportunità di internazionalizzazione, che soprattutto nel settore del turismo direi che è un plus nel curriculum e diventa quasi fondamentale. Ancora qualche informazione di base, i benefit per gli studenti: noi mettiamo a disposizione un contributo per l'alloggio gratuito per i nostri corsi montani di Belluno e di Asiago, ma anche uno student kit con il computer incomodato gratuito, altri materiali insomma utili per l'avvio delle lezioni, il costo dei nostri corsi di 500 euro all'anno con la possibilità di borse di studio, e anche all'interno di questa quota l'opportunità di ottenere alcune certificazioni molto importanti, quelle legate alla sicurezza sul lavoro, che vi vengono fornite gratuitamente seguendo dei corsi appositi e che quindi avrete già direttamente nel vostro curriculum, e questo è un plus soprattutto per le aziende, che non dovranno poi investire in ulteriore formazione, corsi di formazione obbligatoria per voi una volta diplomati. E poi anche certificazioni legate per esempio alla prenotazione di biglietteria aerea, ma anche la certificazione linguistica, perché siamo un TOEIC Center, un centro abilitato per la certificazione linguistica in inglese. Vado rapidissima sui nostri corsi. Ovviamente poi potrete approfondire quello che io vi racconto in parole chiave navigando le pagine dei singoli master sul nostro sito. Abbiamo ovviamente il corso Hospitality, che ha frequentato anche Simone, dove ci occupiamo di turismo a 360 gradi, dal mondo dell'ospitality e dell'accoglienza alberghiera ed ex alberghiera, al mondo del viaggio, dei tour operator, della destinazione. Parlando di destinazione nello specifico, il corso di Asiago è probabilmente il corso più centrato su questo tema. Si parla di tourism destination, di marketing e di comunicazione per la promozione di destinazioni turistiche, in particolare di destinazioni montane, in cui ci si occupa anche di eventi sportivi. I ragazzi fanno tantissime esperienze outdoor in questo corso, anche con un'esperienza di vita, diciamo, tra studenti in una residence, con alloggi messi a disposizione gratuitamente per gli studenti fuori sede. Abbiamo poi, sempre parlando di montagna, il corso di cui vi accennavo, il corso Dolomiti Tourism a Belluno, nato da una collaborazione con Milano Cortina, ma una collaborazione che poi non si esaurisce chiuse le Olimpiadi, perché Cortina è ogni anno teatro di grandissimi eventi sportivi, e i ragazzi quindi prendono parte con dei bootcamp specifici a questi eventi, con dei laboratori dedicati proprio per l'organizzazione di grandi eventi legati allo sport e all'internazionale, al panorama diciamo internazionale. Quindi grandi numeri, un occhio alla sostenibilità e marketing, comunicazione e gestione di grandi flussi di ospiti internazionali. Il corso che ha frequentato invece la nostra Jessica è lo corso Spa and Wellness di Abano Terme. Ce ne racconterà un po' più nello specifico lei, che magari ci racconterà anche che cosa fa ora, perché lavora, grazie anche, immagino, alla nostra formazione, nel settore termale. Quindi lascerei poi a Jessica approfondire questi aspetti. Abbiamo poi un corso Tourism Innovation Digital 4.0, dove tutti gli aspetti dell'ospitalità, dell'accoglienza e in generale delle imprese turistiche sono affrontati con un occhio molto importante legato alla innovazione e alle tecnologie. Quindi tutte le tecnologie, l'analisi di dati, il benchmarking a servizio delle imprese turistiche. Abbiamo poi in 2 sedi il corso Food and Wine Tourism, un corso quindi incentrato sul turismo enogastronomico, il mondo del vino, delle cantine, dei prodotti del territorio, come valorizzare e come fare di questi prodotti un attrattore, un elemento attrattore per la destinazione turistica. Il corso Events and Digital Management è un corso invece sull'organizzazione di eventi, è l'ultimo nato nella nostra offerta formativa, un corso che sta riscuotendo
particolare interesse, è un corso in cui si affronta proprio il tema dell'organizzazione di eventi a 360 gradi, dal contatto con i fornitori alla gestione degli spazi fieristici, agli eventi di spettacolo, culturali e business. Infine, il corso legato all'area dei beni culturali e della cultura, Arts and Culture AI, è un corso in cui la conoscenza dei beni culturali e della storia dell'arte è abbinata a quella delle tecnologie e dei servizi digitali che possono valorizzare, promuovere il patrimonio culturale e anche comunicarlo ad un pubblico più vasto. Per approfondire i contenuti dei nostri corsi potete innanzitutto andare ad aprirvi le pagine del sito dedicate, scaricarvi anche le unità formative e quindi la locandina del corso e tutti gli approfondimenti, vediamo se si carica la pagina, comunque c'è proprio la possibilità di scaricarsi le unità formative, così da vedere anche nello specifico quali sono le materie, tra virgolette, specifiche del corso. Ma poi potete anche prenotare dei colloqui di orientamento personalizzati attraverso la nostra pagina orientamento, potete prenotare un colloquio della durata di 30 minuti con me o con un altro tutor, di modo da schiarirvi un po' le idee, eventualmente anche nel caso in cui foste indecisi tra l'uno o l'altro percorso. Quindi potete rimanere in contatto con me anche scrivendomi a orientamento@itsturismo.it, potete seguirci ovviamente sui social o iscrivervi alla nostra newsletter. Parleremo invece anche con i ragazzi delle modalità di iscrizione, vi dico solo che le iscrizioni sono già aperte sul nostro sito, appunto nella sezione iscrizioni, è una preiscrizione assolutamente gratuita che potete fare anche per più corsi e le selezioni si terranno a Jesolo per qualsiasi corso voi vi iscriviate il 9, 10, 16 e 17 luglio, ma troverete tutte le informazioni sul sito o una volta effettuata la prescrizione online. Adesso lascio la parola, scusatemi, la parola ai ragazzi perché ho parlato anche troppo, ma se avete delle domande specifiche per me potete lasciarle nel box come ha già scritto la collega Samantha, c'è una chat dedicata e quindi poi risponderò alle vostre domande. Darei la parola a Jessica intanto, che così ci racconta un po' la sua esperienza, la scelta del corso ITS, che scuola magari avevi fatto prima, 2 parole Jessica, ma soprattutto che porte ti ha aperto ITS, quali opportunità ti ha aperto, quali sono le esperienze magari che ti sono rimaste più impresse, insomma raccontaci un po' tu quello che è stato il tuo percorso fino a qui. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Parto col dire che io sono veramente molto contenta del corso a cui ho partecipato, appunto come diceva Giulia, perché mi ha aperto delle porte che sicuramente non avendo fatto questo corso non sarei riuscita ad arrivare praticamente. Allora, io ho studiato, ho fatto l'indirizzo turistico in una scuola qui a Padova e poi sostanzialmente ho voluto continuare i miei studi perché mi piaceva molto l'ambito e sapevo già che mi sarebbe piaciuto lavorare nel settore turistico. Ho scoperto dell'ITS attraverso i social, mi sono informata un po' e mi è piaciuto molto il modo in cui era organizzato il tutto, anche perché comunque è un corso che ti immette molto nel mondo del lavoro, per cui c'è sicuramente la teoria, ti viene spiegato un po' anche le cose, nel mio caso per esempio della SPA, e poi però ci sono molte lezioni che riguardano anche proprio il modo in cui ci si deve comportare col cliente, eccetera. Io poi entrambi gli anni ho fatto lo stage al Grand Hotel di Montegrotto Terme, un hotel a 5 stelle che si trova praticamente all'inizio dei colli. Ehm, Anche lì mi sono trovata veramente molto bene, tanto che poi sono rimasta a lavorare lì, io tuttora lavoro lì. Sicuramente l'azienda mi ha dato molta fiducia, sono cresciuta insieme a loro e grazie anche appunto alle skill che avevo appreso attraverso l'ITS, ad oggi mi sento anche una persona diversa, ho preso molta più sicurezza in me stessa e sono veramente molto contenta appunto. Lo rifarei. Grazie Jessica. Posso chiederti qual è la tua mansione adesso,
job, insomma, all'interno dell'azienda, cosa stai facendo esattamente, di cosa ti occupi, magari anche se utilizzi un po' delle competenze che ti sono state fornite durante il corso, quali ti sono state più utili, non so, le lingue, le soft skills, il marketing, cosa stai applicando concretamente? Allora, io lavoro in reception, per cui a ricevimento. Sicuramente, dall'inizio, dalla prima volta in cui ho fatto lo stage, man mano più passa il tempo, più imparo a fare cose nuove e soprattutto acquisisco sempre più fiducia, per cui inizio a fare anche cose un po' più importanti. Ho iniziato semplicemente facendo magari check-in e a dare le informazioni ai clienti. Sicuramente mi son state molto utili le lezioni appunto delle soft skill, perché, ho imparato appunto a lavorare, a soprattutto a comunicare con il cliente, con i vari, tipi di clienti, perché ce ne sono anche di diverso tipo. Sicuramente anche le lingue, che poi effettivamente è una cosa che impari anche sul posto, perché ovviamente parlandolo tutti i giorni, sentendo magari nel mio caso il tedesco tutti i giorni, lo acquisisci meglio. Però son state molto utili appunto anche le lezioni delle lingue, anche l'inglese. Bene, Jessica, grazie mille. Sì, sicuramente le soft skills sono quelle competenze un po' trasversali che noi includiamo in tutte le nostre unità formative perché poi nella nostra area specifica, la nostra area tecnologica legata proprio al turismo, quindi a servizi, a contatto con la persona, è fondamentale sapersi relazionare nel modo giusto, saper intercettare anche magari quegli aspetti legati al linguaggio non verbale del cliente, oppure anche tutta quella parte legata al problem solving o al team building, alle relazioni con i colleghi che fanno un po' la differenza poi sul posto di lavoro, anche per lavorare in serenità, in armonia, in un settore che comunque ha dei momenti magari di stress e un po' di tensione, come tutti i contesti di lavoro in realtà. Simone, invece lascio la parola un attimo a te, se vuoi raccontarci un po' la tua storia, come sei arrivato a ITS e cosa stai facendo ora. Raccontaci un pochino. Buongiorno a tutti, anch'io sono davvero molto felice di essere qui e di parlarvi della mia esperienza. Io ho scelto il percorso ITS grazie alla mia compagna che aveva eseguito un percorso simile e la cosa che mi aveva colpito maggiormente era proprio, come si diceva prima, questo essere un ponte concreto tra studenti e grandi professionisti del settore. Ed era un po' tutto ciò che io cercavo in quel momento della mia vita. Ciò che mi è stato detto poi ho ritrovato, infatti oggi sono un consulente di digital marketing per il settore dell'hospitality, proprio grazie a un bellissimo incontro che ho avuto la fortuna e l'onore di avere durante il mio percorso formativo con un docente dell'ITS, con il quale poi è nato uno stage e successivamente la mia attuale collaborazione professionale. L'altro valore sicuramente fondamentale, come si diceva, è proprio il percorso formativo, quindi le sue unità formative che faranno in modo di sviluppare in voi delle competenze complete, sia linguistiche che professionali, ma anche manageriali. Quindi anche tutto ciò che riguarda il mondo della comunicazione e delle soft skill, che sono di primaria importanza nel mondo del lavoro di oggi. E tutto questo quando si entra nel mondo del lavoro fa la differenza, si percepisce sin da subito il livello che si è raggiunti. E infatti, lo possiamo dire, tanto siamo tra amici, oggi il turismo è in pieno cambio generazionale e ha bisogno proprio, gli imprenditori hanno davvero necessitano di giovani preparati con visione e anche con delle competenze concrete, no? E quindi chi esce da un percorso del genere davvero, oserei dire anche non si limita soltanto a cercare lavoro se non lo ha già, trovato, ma ha quella fortuna di poter scegliere dove andare, perché davvero obiettivamente si fa la differenza con questo tipo di formazione. Le unità formative nello specifico che ho avuto modo di seguire durante il mio percorso sono state molto varie, ci hanno preparato e ci hanno fatto fare anche diverse uscite didattiche. Abbiamo visitato luoghi come Trento, il Prosecco Doc in Ferrari, abbiamo visitato aziende di altissimo valore anche all'estero, in Olanda, ad Amsterdam nella precisione, ma anche territoriali e regionali come a Roma,
a Verona e sul lago di Garda. E tutto ciò ha fatto sì anche di costruire un vero e proprio network, no? Quindi un bellissimo scambio reciproco di valori e visioni che si ha con i docenti. E questa è la parte che più è stata fondamentale per me e che mi sento, ed è il motivo per cui appunto mi sento di consigliare questo tipo di percorso. Sì, Simone, hai messo proprio in luce un aspetto chiave, cioè quello di cui racconto sempre ai ragazzi e che li invito a fare, cioè sfruttare il network di contatti che già dall'aula si può costruire, perché in aula appunto entrano professionisti, entrano aziende, quindi il recruiting può avvenire già, come è successo un po' nel caso di Simone, già direttamente in aula o grazie alle esperienze di stage, come è successo poi anche con Jessica che ha trovato la sua strada grazie a due tirocini aziendali. E i ragazzi in chat ci stanno chiedendo come funziona il test di selezione, non so se voi vi ricordate, intanto ripeto che le selezioni si terranno il 9, 10, 16 e 17 luglio nella sede di Jesolo, indipendentemente dal corso per cui voi vi candidate, perché a Jesolo abbiamo il nostro campus, il nostro quartier generale, diciamo, e quindi lì si terranno le selezioni che sono costituite da un test scritto e da una parte di colloquio. Jessica, Simone, voi vi ricordate delle vostre selezioni? O l'avete già rimosso? Ormai siamo distanti anni luce da quel momento. No, sì, mi ricordo appunto di aver fatto l'iscrizione e poi di aver partecipato alle selezioni a luglio, appunto a Jesolo. Abbiamo fatto praticamente un test e dopo qualche giorno abbiamo ricevuto la risposta. Sì, il test è un test di cultura generale, un po' di cultura turistica, di geografia, di logica, di informatica, di inglese. Diciamo che sono domandine un po' basic che ci aiutano però a capire, a sondare un po' la cultura generale, la cultura di base del candidato. Non c'è un manuale, un testo su cui prepararsi, ci aspettiamo che siano notizie e informazioni anche di attualità che i candidati conoscono e dovrebbero conoscere se sono interessati al settore del turismo. Dopodiché, a seguire del test, nella stessa giornata c'è anche un colloquio motivazionale, forse Simone ti ricordi che c'era anche questa parte di colloquio. Sì, esattamente. Subito dopo il test vi è una seconda parte della giornata in cui si affronterà un po' un colloquio motivazionale e conoscitivo, dove si esprimono ovviamente le proprie motivazioni per cui si sceglie questo tipo di percorso, ci si conosce meglio e si affronta anche una piccola parte linguistica nel mio caso è stato così, con una docente di lingua inglese, ma il tema delle domande è sempre lo stesso, rimane molto easy, non c'è bisogno di spaventarsi tanto, è molto conoscitivo e di cultura generale. Sì, diciamo che l'obiettivo per noi è quello di individuare e di intercettare delle persone, dei ragazzi che siano motivati, che abbiano una reale passione per questo settore, indipendentemente dagli obiettivi che hanno, perché non pretendiamo che si arrivi già con l'idea di un obiettivo professionale chiaro. Anzi, direi che nella maggior parte dei casi sono poi le lezioni in aula che aprono a dei mondi, a degli universi che i ragazzi non conoscevano, quindi a nuovi tipi di professionalità legate al settore del turismo che sono amplissime. Chiaramente c'è tutta la parte legata alle mansioni, alla professionalità, al ruolo che svolge Jessica, quindi tutta la parte di front office, ma con tecnologie nuove, quindi non immaginiamo il receptionist come una figura di 50 anni fa o di 30 anni fa che consegnava chiavi, è tutto molto più complesso e articolato e la tecnologia entra in modo anche prepotente anche in questo ambito, ma poi ci sono anche tantissime altre professioni legate all'organizzazione degli eventi, legate al marketing, alle consulenze, al revenue management, al mondo delle agenzie viaggi, dei tour operator, quindi la costruzione di pacchetti turistici, magari ai viaggi digitali, insomma è un mondo che vi si aprirà letteralmente davanti ai vostri occhi con questi professionisti che sono gli esperti a livello
regionale, ma direi anche nazionale in questo settore, perché il recruiting che noi facciamo rispetto ai docenti è di altissimo livello e i ragazzi lo possono testimoniare. C'è una domanda in chat: vorrei iscrivermi al corso Event and Management di Verona, volevo avere delle informazioni. Come funzionano gli esami? C'è un periodo di sessione? In realtà no, noi non siamo organizzati come le università, quindi non c'è una sessione di esami, ma i docenti, vero ragazzi, vi sottopongono dei test di verifica, quindi ciascun docente trova la modalità per dare una valutazione ai corsisti, o assegnano un progetto da sviluppare individualmente in gruppo, fanno un test in aula. Per esempio, non so, i docenti di lingua ovviamente faranno un test scritto e orale di comprensione, scritta, eccetera. Il test d'ingresso ho già risposto su come funziona, su cosa bisogna prepararsi. Il titolo di direttore tecnico alla fine del percorso, forse la domanda si riferisce al titolo di direttore tecnico di agenzia viaggi, immagino, perché non so altrimenti a che altro tipo di titolo si possa riferire, ma no, non è un corso che permette l'acquisizione di questo titolo, che si può acquisire con altre modalità tramite esame, credo provinciale, oppure tramite un contratto di lavoro all'interno di un'agenzia viaggi per un tot di tempo. Quindi no, l'obiettivo non è nel nostro caso formare un direttore tecnico di agenzia viaggi, ma una figura competente che abbia le abilità operative e anche di middle management per la gestione comunque di una struttura o di un'azienda nel mondo travel. Le lezioni bisogna farle tutte in presenza o in caso di necessità si possono fare anche online? No, le lezioni si svolgono in presenza. Per tutti gli ITS vi è un obbligo di presenza e di frequenza dell'80%, quindi anche voi, vero ragazzi, venivate tutte le mattine. Come erano organizzate le lezioni? Raccontatelo un po' ai ragazzi, perché magari si immaginano le lezioni scolastiche in cui ogni ora arriva un docente nuovo e quindi si ha un calendario fisso da settembre a marzo, ma non è così, vero? Ditemi, vai Jessica. No, in realtà praticamente, anche perché avendo lezione con docenti, magari che non vivevano ovviamente tutti nella stessa zona, venivano concentrate, per cui magari nel corso di 2 o 3 settimane cercavamo di fare 2 o 3 lezioni di tipo diverso. Ovviamente, essendo delle lezioni magari che potevano andare dalle 9 della mattina fino all'1, fino alle 2, eccetera, si cercava con i docenti di fare un po' di lezione e soprattutto tanti lavori di gruppo, per rendere un po' il tutto anche più leggero, ma soprattutto per mettere già in atto le informazioni che avevamo appena appreso. Certo, proprio così, vero Simone? Puoi confermare. Assolutamente. Dobbiamo immaginare, perché anch'io ho gli stessi dubbi, dobbiamo immaginare questo percorso come completamente diverso da qualunque altro tipo di percorso, quello scolastico, quello universitario. No, non è così, è una formazione completamente non convenzionale, ma in maniera positiva. Cioè le lezioni sono molto dinamiche, si fanno attività di, se vogliamo anche a volte di gaming, noi abbiamo seguito per imparare le soft skills, attività di gruppo, e anche l'esame finale è solo il controllo, ecco, l'esercizio finale per vedere se tutto quello che si è detto durante il modulo formativo lo si è appreso al meglio, ovviamente. Sì, esatto. No, no, è proprio questo, volevo dire che non deve esserci un'ansia da esame, perché l'obiettivo è quello di farvi acquisire delle competenze e quindi verificare che queste siano state messe nel proprio zainetto, nella cassetta degli attrezzi, per poi arrivare in stage e o in azienda completamente preparati e pronti. Quindi sì, l'idea è proprio di avere queste full immersion con gli esperti che arrivano un po' da tutta Italia, per cui si fanno anche 5, 6, 8 ore al giorno con lo stesso docente che, come diceva Jessica, alterna la lezione un po' frontale a quell'aspetto un po' di esercitazione di lavoro di gruppo, che rende anche un po' meno impegnativo frequentare tutta la giornata. Quindi il calendario è abbastanza flessibile, nel senso che ogni 2 o 3 settimane si invia ai corsisti il calendario delle successive. Teniamo conto di una media di circa 28 ore settimanali, con una distribuzione generalmente su tutte le mattine e un paio di pomeriggi. Potrebbe capitare la settimana senza pomeriggi, quella con 3 pomeriggi, quella in cui magari si salta una mattina, o per qualche motivo si fa lezione solo il pomeriggio. Quindi in questo si chiede un po' di flessibilità anche ai corsisti. È un investimento che anche i ragazzi fanno, di tempo, di impegno,
molto concentrato perché questo biennio vola, lezioni in aula in un periodo di 4 mesi e mezzo, 2 mesi e mezzo di stage, un'estate libera e poi si rientra con uno schema proprio praticamente identico e sovrapponibile e poi l'esame di Stato permette di acquisire questo diploma e di mettersi poi nel mondo del lavoro accompagnati letteralmente fino all'azienda e anche dopo perché ecco ci tengo anche a dirvi che abbiamo una rete di alunni, è la rete dei nostri diplomati, siamo arrivati ad avere già 1000 diplomati da quando siamo nati come ITS Turismo ad oggi, è una community molto attiva e vivace nella quale noi ci teniamo in contatto con i diplomati soprattutto per fare a loro, per presentare a loro le offerte di lavoro che ci arrivano praticamente quotidianamente a livello veneto ma anche fuori regione e quindi ecco, non ci perdiamo di vista e come vedete i ragazzi ben volentieri poi si prestano a dedicarci del tempo per raccontarsi e raccontare un po' come è andata per loro. Bene, non so se volete dire ancora 2 parole ragazzi, qualche consiglio così molto sereno per chi ci sta seguendo su come concludere magari il loro percorso scolastico e su come trovare la loro strada, per chi scegliere ITS. Date voi un ultimo messaggio così in chiusura di questo appuntamento, molto in serenità, è vero? Senza imporre nulla a nessuno. Vai Jessica, do la No, parola a direi te. che questo corso comunque l'ho sempre consigliato a tutti e lo consiglierei anche appunto ai ragazzi che finiscono le superiori, perché oserei dire che è un'ottima alternativa comunque all'università, nel caso in cui si volesse già appunto entrare nel mondo del lavoro. E comunque appunto è molto bello anche perché conosci veramente tantissime persone, ma a partire dalla classe, per cui dai compagni, dagli alunni e come dicevate voi prima anche si conoscono tanti docenti e professionisti del settore, per cui è veramente una bella opportunità. Grazie Jessica. Simone, 2 parole Sì, anche io per parte tua. confermo quello che mi ha appena detto la mia collega Jessica e aggiungo anche che è davvero un percorso di valore e soprattutto, se vogliamo dirlo, è anche umano, no? Quindi la parte più bella, ribadisco, è proprio questo concetto di network, si creano, anche io stesso ho creato delle bellissime amicizie, sia con i colleghi ma anche con i docenti ed è importantissimo perché il livello dei docenti è davvero tanto tanto alto, sono dei grandi manager che mettono a disposizione il loro tempo per cercare appunto di donare un qualcosa ai giovani che sappiamo essere il futuro di tutto e noi di tutto ciò abbiamo bisogno, le aziende di tutto ciò abbiamo bisogno. Vi posso dire proprio questo onestamente parlando, quando parlo con i proprietari sotto forma di consulente delle strutture ricettive, mi chiedono proprio questo, è la prima cosa che chiedono, ma hai amici, conoscenti che hanno seguito questo tipo di percorso perché vedono in queste persone molto molto preparate delle persone di fiducia e quindi questo fa davvero la differenza ragazzi al giorno d'oggi. Grazie, grazie Simone e Jessica. E per chi ci ha seguito, grazie di essere stati con noi. Io vi ricordo che potete comunque rimanere in contatto con me tramite l'indirizzo email orientamento@itsturismo.it. Potete farmi domande sia via mail oppure prenotando anche un colloquio di orientamento individuale. Avremo anche degli Open Campus Experience, quindi degli Open Day in presenza al nostro campus di Jesolo. Sono già calendarizzati, li trovate sul nostro sito, sempre nella sezione orientamento, potete prenotare il vostro posto per visitare il campus di Jesolo e oltretutto seguire anche una open lesson con un nostro formatore, quindi una mini immersione in quello che è il mood, diciamo, della nostra Academy a contatto con i nostri formatori, quindi con i professionisti. Quindi vi aspettiamo a Jesolo e intanto grazie di averci seguiti e alla prossima, in bocca al lupo per il vostro percorso. Ciao a tutti e grazie a Simone e Jessica per essere stati con noi. Alla prossima. A voi, arrivederci. Grazie a voi. Ciao, Buona grazie. giornata.